Dino, quando è che hai le ferie? Caroline, mi so stagional, taco laurar fra 3 mesi. Ti adoro, Dino! Ho l'impressione d'aver dato la risposta sbagliata. Guarda qua, ho raccolto decine e decine di depian sul Mar Rosso. Porti a Sharm el Sheikh, Dino, visto che sei in vacanza. Ma siete fora? Dai, Dino, dici sempre di no, ma poi le cose le fai, come quella volta che mi hai portato al mare a Jesolo. Ascolta, Caroline. Jesolo le Jesolo. Nara Schwarzenegger le buttare a skate. Con tutte le robe belle da vedere che è nella nostra penisola. E con tutte le meraviglie che è nella nostra stupenda regione. Tite volnara Sprankenspeak. Ma io la mia regione la conosco. A par quella te volnara Spichespan. Per esempio, se tu mai sta a Belun. No. A Sanguinetto? No. A Adria? No. Va ben dai, Sanguinetto e Adria, sto giro i salten. Perché non potevi farsi tutti i paesetti del Veneto. Ma al manco le principali città bisogneria te le conoscesse. Fin così, ho un'idea. Ci penso sulla mia macchinetta e passo in tutte le province. E dopo te sceglie qual è la provincia più bella del Veneto. E lì che passi una settimana insieme. Oh, sei un amore, Dino. Mi sa che anche stavolta ho dato la risposta sbagliata. Ecco siamo a Belun, nella parte antica della città. Guarda chi sotto che passa il Piave. Ah, questi posti meravigliosi. Che sia questa la provincia più bella del Veneto. Guarda le Dolomiti, che sta tutta intorno a sta città. E te mette in contatto con la natura, ma anche con l'arte e con la storia. Guarda la Marmolada. Le alta 3433 metri, setto. E la misura col decimetro. È la cima più alta delle Dolomiti. Quei monti dall'aspetto pallido e fantastico. Infatti c'è a me i monti pallidi. Più pallidi di te, Dino, che sei bianco come una strassa. Chi invece sei in Piazza del Duomo. È il core della città antica. Guarda gli antichi palazzi del potere cittadino. E il Palazzo dei Rettori, è del 1491, mica ieri. E il Palazzo Rosso, che ancora è il municipio, è in stile neogotico. E il Palazzo dei Vescovi, e risale fin al 1190. E dopo che l'attore civica del 500 abbelia da Andrea Palladio. Tenti a mente sto nome chi? Andrea Palladio. E il Catarea ancora in giro per la regione. Bella, belluno. Adesso dove andiamo? A Treviso. Ascolta Butel, dello che se va per Treviso. Ciao Mario, chi se sta che t'ha consigliato sta strada? Torna in Rio. T'ho visto mi che non te sei da sti posti. Dai, torna in Rio Moro con la tua Beatrice. Ecco, sei a Treviso, la città dell'ombra longa. Ma non solo. Che bella Treviso. Ah, tutta sta acqua e tutto sto verde. E questo è il Put. E il Putin? No, il Put. E costeggia tutte le mura della città. E guarda, questo è il canale dei Buranei. E si chiama così perché era una casa che apparteneva a una famiglia dei commercianti di Burano, del periodo del 500. E sto qui invece è il Buranel, discendente di quella nobile famiglia. Di no, ti gana a casa ciò. Dai Caroline, ne a mangiare due bovoletti e bere un prosecchino al bottegon. Te da sapere che a Treviso si beve il prosecco migliore al mondo, che viene direttamente da Val d'Obbiadene. E dopo sti posti è bei perché ga tutto, e in mezz'ora te sei al mare. E in poco tempo te torni alle Dolomiti in 2 serene prima. Che sia quella di Treviso, la provincia più bella del Veneto. Guarda Caroline, questa è la provincia di Padova, la provincia delle città murate, Cittadella, Este, Montagnana, Monselice. Guarda che meraviglia! Era belle difese e fortifiche con castelli e roccaforti, non come le case di adesso, che siete soppi e le vasò. Guarda, quella là è la rocca federiciana de Monselice, che domina la pianura e la zona de Padova. Adesso andiamo in città però. Te vedo ti, che te sei un po' cittadina. Ah, che bella sta piazza, è enorme. Sì, Pra della Valle è una delle piazze più grandi d'Europa. Adesso misurarla non è facile. Poi Vising è uno degli orti botanici più bei del mondo e anche uno dei più antichi. Pensa che lei è del 1545. Dopo te che porto. Oh, che bello, dai, portami. Sì, che è fin dentro una palma che una volta la ga suggerio a Goethe delle considerazioni sulle metamorfosi delle piante. Magari a Tila te dà una man a pensare a come trasformarti in una butela che tase. Sai che io ho studiato a Padova un anno?
Oh, te viene in mente perché sei in Albo? Eh sì, Padova è la sede della prestigiosa e antica università. Ha un passato culturale e artistico glorioso. E visto che te studia, vera che te studiano non solo perché te sei una mussa. Ma va Dino, dovevo andare a lavorare. Sì, va bene. Insomma, te che sapere che la prima donna laureata al mondo l'era veneziana e l'ha studiata a Padova, filosofia. La si chiamava Elena Cornaro. La c'ha il dottorato nel 1678. E che certi fuori corso che dal 1678 è ancora lì che studia. Dai, andiamo che te porto nella cappella dei Scrovegni e a vedere Sant'Antonio. A Sant'Antonio accenderò un cero per te, Dino. Dai che non mi tocca toccarme. E ora dove mi porti? Oh, Venezia, ovvio.